Ormai il 10 agosto è tradizione passarlo qui a Borgo Malanotte in un contesto bellissimo, un borgo straordinario che invito tutti a venire a visitare, e in particolare questa sera ci saranno credo oltre 70 cantine che esporranno i loro prodotti, i vini in una regione che fa della viticoltura un punto di eccellenza, oltre 50 produzioni tra DOC e di OCG, un valore aggiunto che raggiunge quasi 8 miliardi di euro dell'agricoltura complessivamente in Veneto, di cui 4 miliardi nella viticoltura, quindi è un settore fondamentale che abbinato al turismo rende veramente grande il nostro Veneto. Questi eventi sono molto belli perché uniscono la comunità, ci sono tanti volontari che lavorano, le Proloco, insomma un bel mix tra promozione dei prodotti tipici, volontariato e festa insieme, poi magari esprimendo anche qualche desiderio, visto che questa sera è San Lorenzo ed è la notte dei desideri e dei sogni e delle stelle cadenti.